Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutte, che bellissimo pubblico questa sera. Inviterei subito sul palco l'assessore Deborah Gonnella e la nostra compagna di avventure Gloria Campaner. I will also speak English in the end, so for the foreigners you will understand what we are talking about. Thank you. Allora, buonasera a tutti, è veramente bello vedere un pubblico così numeroso e quindi desideroso di ascoltare della buona musica. Vi porto naturalmente i saluti del sindaco Christopher Rezzotti, di tutta l'amministrazione comunale e della città di Jesolo. Allora, parte ufficialmente questa sera la terza edizione della rassegna Note di Notte, una rassegna che abbiamo voluto perché volevamo un po' valorizzare le chiese, ma soprattutto le chiese dell'entroterra. Lo dico per chi magari non sa bene, non ci ha mai seguito, perché noi siamo abituati a vedere le chiese come luogo di culto e invece abbiamo scoperto che anche le nostre chiese contengono veramente molta cultura, dai dipinti, dei crocifissi, insomma hanno una storia ed è giusto anche conoscerla questa storia. Ma soprattutto nella chiesa si può ascoltare buona musica e lo si fa in un momento, diciamo, silenziosamente, quindi si assapora sia la cultura che contiene la chiesa e la musica. E abbiamo visto, abbiamo un pubblico che ci segue, insomma, un po' dappertutto, abbiamo visto che ha funzionato ed è stato molto apprezzato. E abbiamo portato anche dei grandi artisti e abbiamo avuto la possibilità con gli Echi del Mare di avere l'anno scorso 2 giovanissimi talenti che hanno suonato nella chiesa di Canalcalmo ed è stato veramente un momento magico, ma soprattutto vedere dei giovani talenti che nonostante sappiamo bene la musica forse non ripaga o forse ripaga dopo tanti anni di sacrifici, ancora ci sia la voglia di investire su questo e sappiamo sempre che dietro ai giovani ci sono delle famiglie che investono e quindi li ringraziamo perché grazie a questo possiamo ancora continuare a godere dell'arte a 360 gradi. E ringrazio naturalmente la Corina Canziani, insomma, che ci ha portato questo progetto, Sabrina Cominga, la Doc Servizi che segue, Alessandro Sbogiò che segue proprio tutta la rassegna e quest'anno abbiamo voluto aggiungere proprio per raccontare un po' la storia un libricino, così la gente ha anche la possibilità di portarsi a casa un contenuto e leggerlo anche con calma e anche appunto degli aneddoti e il racconto delle nostre chiese. Ringrazio Gloria che Gloria Campaner, che possiamo dire è una rappresentanza della città di Jesolo. Noi siamo molto orgogliosi che lei porti in giro il suo nome con la sua arte, il suo talento e che ha voluto proprio essere presente in questi 3 giorni di Echi del Mare per lavorare con i ragazzi. Ho fatto un passaggio anch'io questa mattina, ieri sera, ed è stato veramente bello vedere questo gruppo che si è creato, che ha lavorato assieme, ma soprattutto anche ieri sera quando li ho incontrati che hanno iniziato un po' a sperimentare ciò che poi vi proporranno, e tra l'altro i 2 ragazzi che si esibiscono non si conoscevano, come in pochissimo tempo hanno creato questa bellissima relazione e dovranno poi insomma dimostrarlo anche sul palco. La sinergia non è facile, incontrarsi così all'ultimo e poi suonare assieme, quindi io dico grazie ai ragazzi che ho incontrato perché siete veramente una bellezza, ecco, siete il nostro presente e futuro e vi diciamo continuate perché noi abbiamo bisogno di arte bella, di cultura, di cose belle e soprattutto ricordatevi, e l'avete fatto all'io piccolo, di osservare la natura
e tutto ciò che ci circonda, perché anche quello ci serve per metterci proprio in armonia con il tutto. Quindi grazie veramente e vi auguro una buona serata e mi raccomando seguiteci per tutta la rassegna che vi aspettiamo. Un saluto anche da parte nostra, che appunto abbiamo deciso di organizzare questo percorso, questo progetto bellissimo che si chiude questa sera con un concerto molto speciale e siamo al 3° anno di collaborazione con il Comune di Jesolo e siamo molto orgogliosi di fare parte della rassegna Note di Notte. E volevo anche ringraziare particolarmente Almar Lido Jesolo che questa sera ci ospita in una sala straordinaria e che da subito appena conosciuto il progetto ha detto vogliamo esserci, quindi grazie mille. E non mi voglio dilungare, so che c'è la direttrice presente, non l'ho vista. La ringrazio anch'io perché ci fa piacere che un privato abbia voluto aggiungersi proprio a questo progetto ed è molto importante, quindi grazie alla famiglia Boccato per aver aderito. Esatto, e non mi voglio dilungare tanto, l'assessore ha già detto splendidamente molte cose che noi sosteniamo da tanti anni, avete potuto godervi un po' le immagini e la musica delle cose che abbiamo realizzato in ormai 9 anni di attività con l'Accademia Echi della Natura. Questo è un progetto Echi del Mare che appunto è partito 3 giorni fa a Jesolo con queste splendide artiste, Sabrina Comin, pianista, la pianista Gloria Campaner e ho contribuito anch'io che sono violinista e direttrice artistica di Echi del Mare e abbiamo selezionato prima, grazie al contributo del Comune di Jesolo, 2 giovani artisti speciali, un giovane pianista, Jacopo Girino, e un giovane violinista, Davide Schauber, arrivano da Varese e da Lucerna, quindi è un contest internazionale. Ci tengo molto a dirlo che la nostra selezione si impegna ogni anno a scovare i talenti e sono arrivati qui 3 giorni fa e non hanno perso un minuto, hanno studiato in ogni momento, si sono affiatati, li sentirete, hanno una bravura solistica ma anche hanno creato un'intesa cameristica in questi giorni che solo pochi professionisti riescono a fare con questa determinazione e questa capacità di raggiungere gli obiettivi e diciamo che noi anche siamo stati un prezioso aiuto proprio perché abbiamo cercato di armonizzare un percorso che non avesse solo lezioni individuali di perfezionamento ma ci fossero anche dei training, dei workshop, dei momenti collettivi di confronto che facessero capire a questi ragazzi cosa significa comunicare, cosa significa stare sul palco insieme, vivere la musica insieme. Ecco, quindi grazie alle mie compagne di viaggio, grazie alle istituzioni e io credo tantissimo in questi progetti, come diceva bene Deborah Gonnella, io lavoro tantissimo in Germania, questo modello che ho importato dalla Germania è proprio di fare formazione, fare cultura, fare concerti, perché rendono i luoghi più belli e soprattutto permettono, a noi ci teniamo tantissimo a investire nei giovani, facciamo lavorare grandi artisti che devono condividere la loro esperienza con i giovani e questa cultura di nuovi giovani che vogliamo portare nei Rising Stars in questa nuova serie di concerti che stiamo lanciando proprio perché vogliamo promuovere i giovani che abitano i territori. Quindi grazie di essere qui. For our English speakers, ich kann auch Deutsch reden. Ich hoffe, Englisch reicht. So we have 2 extraordinary young musicians tonight. Jacopo Girino at the piano and Davide Schauber at the violin. Jacopo Girino is coming from Varese, Davide Schauber from Lucerne, Switzerland. And they were being selected by our context and they had like a special music masterclass filled with joy, curiosity, and a lot of discipline. And I had really 2 great companions in these 3 days in Jesolo territory, Gloria Campaner, pianist, and Sabrina Comin, pianist. I'm myself violinist. And so it is really that you are participating, joining the final part of a very special journey. So enjoy, godetevi lo spettacolo e più spaß.
brano che avete ascoltato, La romanza di Clara Wieck, è stato molto importante per noi perché è il primo brano con cui ci siamo conosciuti, come vi raccontavano 2 giorni fa. E quindi abbiamo cominciato questo viaggio insieme 2 giorni fa con Clara Wieck, così voi avete cominciato il viaggio di questo concerto che è stato il riassunto di questi 3 giorni con Clara Wieck, e quindi abbiamo molto piacere a concludere questo viaggio, questo cerchio con Clara Wieck. Chiudiamo la scena, ma anzi continuiamo a celebrare questi ragazzi che ricevono adesso l'attestato di diploma di merito con, appunto, invitiamo di nuovo sul palco Deborah Gonella e Gloria Campanè. E se è presente, certo, la direttrice di Almar. Per questa celebrazione doverosi i ringraziamenti intanto a chi ci ha ospitato questa sera, quindi un ringraziamento per Almar
per questa prima esperienza che speriamo sia la prima di una serie, e il comune di Jesolo, senza il quale questi ragazzi non avrebbero potuto approfittare di questo percorso. E siccome ho visto in sala una persona speciale, ci tengo a dirlo, perché le nostre borse di studio non sono garantite soltanto dagli enti, ma anche da tante persone che sostengono il progetto. E abbiamo premiato anche una persona che c'è qui in sala, che è iesolana, ma verrà a fare un concerto a Varese. Ed è una bravissima violoncellista che si chiama Agnese Polli. Brava! Che se vuole alzarsi, l'aspetteremo a Varese, a Villa Panza, il 19 settembre. Ed è importante saperlo. Inaspettato, E per chi vuole venire a Varese, il 19 settembre, un concerto all'alba nella bellissima collezione dei Panza, insomma. E visto che siamo tutti qui in questo momento così bello, un grande grazie a Gloria Campaner per aver aderito con entusiasmo, con gioia, con grazia a questo progetto meraviglioso, e che ha dato veramente... I ragazzi erano emozionatissimi in questi giorni, dal primo minuto, di incontrare Gloria e di fare un percorso con lei, quindi grazie di essere stata con noi, è stata una cosa importantissima. Scusami, non voglio aggiungere altre parole, ma solo per dirvi grazie di cuore per questo invito che mi ha onorato moltissimo. Io sono nata in questa città che adoro e che amo molto, e proprio qui ho cominciato i miei primi passi come musicista e come pianista, anche insieme a Sabrina Corin, che fa un lavoro splendido per questi giovani ragazzi. Vi prego, la ringrazio di cuore, ringrazio Corina per aver portato un progetto splendido che non si prende solo cura della musica e dei musicisti, ma anche di questi esseri umani come creature che stanno al mondo con tutte le emozioni e tutto quello che comporta, sia crescere come giovani artisti che stare su un palcoscenico, come è successo questa sera. Oggi ne abbiamo parlato molto, il mio laboratorio è dedicato a questo, e mi sono molto emozionata a sentire i ragazzi questa sera dopo quelle giornate, le ore che abbiamo passato insieme, quindi grazie di cuore. E non per ultima, ma l'abbiamo lasciata appunto proprio per il valore che Sabrina ogni anno di collaborazione, perché noi collaboriamo già da qualche anno, mi conosceva da quando ero piccolina, come per Gloria, ma io sono violinista, quindi ho fatto un altro tipo di percorso, però veramente ti ringrazio perché oltre ad essere una pianista eccezionale, una didatta veramente come ce ne sono, penso, pochissime, e l'impegno, il lavoro che metti anche proprio nel pensare progetti che non sono all'ordine del giorno e che sono di altissimo livello, è una risorsa incredibile per il territorio isolano, la provincia di Venezia, l'Italia, insomma, ha veramente coltivato un vivaio di talenti incredibile in questi anni, Sabrina, e sono molto fiera, orgogliosa di averla come compagna di viaggio, perché è una grande sostenitrice e promotrice dei giovani, delle cose belle e delle cose innovative, quindi grazie di cuore, speriamo di continuare a collaborare insieme in futuro, grazie a tutti gli enti che hanno contribuito a questa bellissima serata, e un omaggio quindi per finire a Sabrina. Buona serata a tutti, buona serata a tutte, siete stati splendidi, e mi raccomando, seguite la stagione Note di Notte, perché ci sono delle grandi sorprese, dei grandi talenti, ed è una gioia vivere il territorio in questo modo. Buona serata. Giovanni non c'è più, Giovanni il fotografo, Giovanni
Giovanni, grazie, ancora una foto. Ha messo via tutto. Grazie. Bene, grazie. Bravi ragazzi.